Mercoledì pomeriggio si ritorna in campo per la Coppa Italia. Dopo aver superato il primo turno, si affrontano al Gurrera Unitas Sciacca ed Acragas, che si ritrovano dopo la prima gara di campionato e vinta dalla compagine dei Templi per 3-1. La gara di ritorno è in programma mercoledì 13 ottobre alle ore 15:30 allo stadio Esseneto di Agrigento. Questo il programma delle sfide degli ottavi di finale e relativamente al girone A. Si affronteranno Mazzara Castellammare, Parmonval Marineo, Pro Favara Nissa e, come detto prima, Unitas Sciacca Acragas. Intanto, dopo quella di Corrado Mutola al Don Carlo Misilmere, è saltata un'altra panchina al campionato di eccellenza girone A. Si tratta del tecnico del Pro Favara Andrea Pensabene, che a conclusione della terza sfida persa, l'ultima a Sciacca, ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni. La società gialloblu, preso atto di ciò, domenica sera, ritornando in sede, si è riunita d'urgenza decidendo di accogliere le irrevocabili dimissioni del tecnico palermitano. Adesso è iniziata la ricerca di un valido sostituto. Scendendo di categoria, la prima giornata di prima categoria Girone B, dove sono presenti alcune compagini agrigentine, fatta eccezione per l'Atletico Favara che giocava in casa con lo Sciara e vincendo per 2-1, tutte le altre che esordivano fuori casa hanno perso tutte quante. L'Embeloclin è stata superata dal Don Bosco Mussomele per 1-0, il Ramanusa invece si è piegato a Trabia per 3-2, mentre il Gemini a Termini Imerese ha perso sempre con il risultato di 1-0.